saluto a tutti voi che seguite Sorsi d'autore, questa manifestazione che quest'anno festeggia i 100 anni. Questa manifestazione è una delle più longeve che abbiamo nel Veneto. Mette insieme bellezza, promozione enogastronomica. La location pazzesca e abbinare i racconti, i libri, la cultura al vino in una terra che vino e Serie A è stata veramente una serata molto particolare. Ma posso fare una domanda tecnica? Non si tiene così il calice. Io l'ho visto negli americani e in America fanno così. Ciao, mi chiamo Dario. Erano 18 mesi che non bevevo. C'era Marco sul palco, ci siamo trovati a fare un po' di cazzeggio su questo palco meraviglioso di questi posti. Mi sembra che la gente si sia divertita, c'è stato Dario Vergassola che ovviamente ha fatto da mattatore. È lodevole questo connubio, insomma, promozione del vino, del territorio, con incontri nei quali appunto si possa parlare anche di altro. Da quando ho iniziata questa guerra ho perso molti amici, compreso una donna che aveva costruito un orfanotrofio a Gaza, che ha chiamato Amal, che vuol dire speranza. Sono davvero fiera e contenta di essere con te stanotte e con voi. Un appuntamento interessante è anche quello di stasera, che chiude la manifestazione di Sorsi d'autore, ed è Sorsi d'Opera, che ci permette di creare una relazione importante con istituzioni che rappresentano il Veneto, come la Fondazione La Fenice. Per me è un onore poter indossare questi abiti ed è una cosa che mi riempie di orgoglio e mi fa sentire veramente una principessa, anzi no, una regina. Indosso il vestito della Norma di Bellini, quindi mi sento come se portassi addosso proprio un pezzo di storia che per una piccola parte è anche un po' la mia questa sera. È tutto bellissimo. Complimenti agli organizzatori e a chi segue nonostante Vergasso. Se mi richiamate tu, non è questa la cosa che devo dire fondamentale. Forse tutti noi abbiamo bisogno di un bicchierone grande di vino. Ciao, Sorsi d'autore. Cin cin.